Il meteo parla di un peggioramento nelle prossime ore, un abbassamento delle temperature e con fiocchi di neve anche in pianura. Nel fine settimana la colonnina di mercurio potrebbe scendere imbiancando anche la città del Santo. Pronto quindi il piano neve del comune per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Per sabato è prevista anche una nevicata. Il nostro piano neve è già in azione perché i mezzi spargisale già stanno girando in queste settimane quando le temperature sono andate sotto lo zero. In quel caso abbiamo effettuato la salatura dei 100 punti sensibili tra rotatorie, sottopassi e cavalcavia per scongiurare o rallentare la formazione del ghiaccio. 25 i mezzi spargisale in azione nelle principali vie cittadine per preservare la circolazione da ghiaccio e neve. L'invito alla cittadinanza è comunque di prestare attenzione. Si chiede la massima collaborazione, l'attenzione al meteo, in caso di nevicata abbondante utilizzare i mezzi se è necessario organizzarsi per tempo. Un'altra cosa importante, magari il sabato pomeriggio, prima che nevichi, salare il marciapiede di fronte a casa, un piccolo gesto che però aiuta alla percorribilità della città. Nella sede della Protezione Civile c'è già a disposizione anche il sale per chi ne avesse necessità per spargerlo sui marciapiedi vicino alle abitazioni. Nel magazzino della Protezione Civile in Corso Australia, aperto tutte le mattine, gli orari e i numeri di telefono sono sul sito del comune di Padova, e ci sono i depositi del sale, quindi basta andare lì con un sacchetto.